Sono 47 i contrassegni dei partiti e delle formazioni politiche depositati presso l'ufficio elettorale dell'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. Il termine ultimo per il deposito dei simboli è scaduto ieri pomeriggio alle 16. Ma vediamo adesso insieme l'iter previsto fino all'ammissione definitiva che avverrà il 26 settembre. Da oggi sino a martedì 18 settembre, fino alle ore 19:30, i contrassegni presentati sono visionabili da parte di tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro domani 18 alle ore 19:30 segnalare all'assessorato eventuali identità e o confondibilità dei contrassegni presentati. L'assessorato entro il 19 settembre inviterà i depositanti dei contrassegni segnalati a sostituirli entro 48 ore, quindi entro il 21 settembre prossimo. Decorso tale termine, l'assessorato provvede, su proposta di un'apposita commissione, nel giorno successivo, quindi il 22 settembre, a pubblicare i contrassegni definitivamente ammessi mediante affissione nei locali dell'assessorato. Entro 24 ore da tale affissione, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione mediante ricorso da depositare alla segreteria dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo, il quale si pronunzia con unica decisione entro un giorno. Entro il 26 settembre l'assessorato restituisce un esemplare del contrassegno definitivamente ammesso al depositante. Intanto l'elenco completo dei contrassegni presentati è disponibile sul sito www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale. Ci sarà tempo sino alle ore 16 di giorno 28 settembre, ovvero il 30° giorno antecedente quello della votazione, per presentare invece le liste provinciali dei candidati alla carica di deputato regionale e delle liste regionali dei candidati alla carica di presidente della regione.